è dovuto anche al fatto, sostiene l'autore di questo saggio, che l'Ungheria tutto sommato sarebbe rimasta estranea alla cultura europea, proprio perché prigioniera di questo bagaglio originale. Lo stesso, sempre nello stesso saggio, emerge anche quello che si può definire il destino della nazione magiara, che da parte di diversi viene additato come critica, viene considerata come una critica, e cioè essere prigioniera del proprio passato, l'Ungheria prigioniera del proprio passato, incapace di liberarsi del proprio passato e di guardare avanti. Quanto mai attuale è questa considerazione? Se pensiamo che però questa considerazione la faceva Endre Adi, che all'epoca era considerato una specie di radicale rivoluzionario dall'establishment della grande Ungheria, dell'aristocrazia e comunque della società dirigente, certo questa considerazione ci fa pensare. Sempre Di Francesco parla di querela Ungarie, cioè il lamento dell'Ungheria che si riallaccerebbe anche alla letteratura di tipo religioso che si appoggiava ai temi biblici, alla Bibbia, e dalla quale il poeta Endre Adi prende grandi spunti nelle sue liriche di carattere religioso. Sempre nella considerazione di questo bellissimo saggio, che è quello che, se non sbaglio, apre il volume, un altro aspetto è una sorta di peccato originale degli ungheresi, cioè la propria origine asiatica, che non, è imprescindibile, non si può mettere da parte, dimenticare, nonostante Santo Stefano. Il saggio si chiude con la nota lirica di Adi che saluto al vincitore, in cui invita i popoli europei a non calpestare troppo il povero popolo ungherese. Potrei parlare a lungo di questo saggio perché è molto intenso, come molto bella è la lirica citata, intitolata La confessione del Danubio, ad una Vallomascia, nel quale Di Francesco ricorda il pensiero del poeta Endre Adi, il quale, facendo parlare il Danubio come se fosse un vecchio beone, gli fa confessare tutte le sue colpe e le problematiche intorno a cui, diciamo, ruota la storia ungherese. Il popolo ungherese, l'Ungheria, collocata in una cattiva posizione geografica nel mare magnum di vari popoli che sono uniti dal fiume Danubio. E la confessione del Danubio, questa lirica, si chiude in pratica con una sorta di accettazione inevitabile della maledizione che ha costretto l'Ungheria in questa area geografica. Un altro saggio di tipo letterario è quello della collega Carla Corradi dell'Università di Bologna, che ha preso in esame, attraverso le liriche del poeta ebreo Joseph Kish, che visse nella seconda metà dell'Ottocento e morì proprio nell'anno della proclamazione della Repubblica dei Consigli, una delle tematiche molto importanti, molto sentite nell'Ungheria
della seconda metà dell'Ottocento, cioè l'assimilazione degli ebrei alla magiarità. Un'assimilazione che, a differenza di quanto spesso si legge su alcuni libri storici, qui il collega mi potrà correggere, viene spesso definita assimilazione forzata non solo nei confronti del popolo ebraico, ma anche nei confronti delle altre popolazioni. Qui dovrei far parlare il filosofo Oetters, che smentisce tutto questo, addirittura con una legislazione scolastica che era tra le più avanzate del periodo liberale dell'Ottocento. Ecco, Joseph Kish rappresenta il prototipo dell'intellettuale ebreo, ma potrei dire degli ebrei d'Ungheria, che non vengono assimilati, ma si vogliono assimilare alla magiarità e diventare i maggiori esponenti della magiarità, quindi sentirsi più magiari dei magiari in un certo senso, e tutta la sua opera poetica affronta questa tematica, salvo che nel finale, nel momento in cui crolla il giocattolo del grande regno d'Ungheria e quindi tutta l'aspirazione degli ebrei ad assimilarsi ai magiari, viene a perdere il punto di riferimento verso cui tendere per realizzare appunto questo, come dire, cambiamento, potremmo dire, di identità, di autoassimilazione, in quanto viene a mancare l'Ungheria, o quantomeno la grande Ungheria. C'è una poesia dedicata da questo poeta Joseph Kish al grande Petr Fi, poeta dell'Ottocento, in cui lui mette in risalto il fatto che gli ideali anche del grande poeta dell'Ottocento, come i suoi, non siano stati realizzati. Scrive, e vi risparmio l'ungherese anche se vedo dei volti magiari qua nel pubblico, ma se volete lo leggo anche in ungherese. Allora, Van Hazard Petröfi, Van Telek Samond, Rev Futottal Fizet Amamot, a Jósors utolár sok mindent adott, de ez még ma is elégtalanok. Hai casa Petröfi, hai numero civico, sei arrivato in porto, hai pagato il dazio, il buon destino poi ti ha dato tanto, ma i tuoi ideali anche oggi non hanno posto di riposo. L'altro intellettuale e poeta che è presente in questo volume ed è il saggio che ho scritto io, riguarda la figura di quello che io ho definito un rivoluzionario scomodo, cioè Lajos Kashak, il poeta dell'avanguardia ungherese, fondatore dell'avanguardia ungherese, che sta alla pari con i grandi artisti delle avanguardie europee, solo che, come dire, essendo ungherese è meno conosciuto per il solito problema, alle volte anche di comunicazione, di lingua e via dicendo. Ma la sua arte parla da sé, e quando il Mario Verdone, che è defunto pochi anni fa, il papà del famoso attore, volle organizzare una mostra a Roma, portando le opere pittoriche di Lajos Kashak nella seconda metà degli anni 60, poco prima che morisse nel 67, purtroppo il governo di Kadar impedì la realizzazione di questo progetto, mentre un paio di anni prima a Parigi Kashak era riuscito ad arrivare ed aveva ottenuto un grande riconoscimento dagli ambienti culturali francesi. Kashak fa una specie di diario, di cronaca, potrei dire diaristica, un po' letteraria se vogliamo, delle giornate tormentose, focose, piene, ricche di entusiasmo
dalla Repubblica democratica di Karoli alla Repubblica bolscevica di Béla Kun. La sua interpretazione, è una cronaca che potrei dire anche pittorica, con la descrizione figurativa di persone e di personaggi molto noti della letteratura, della cultura ungherese. In particolare ci sono delle pagine dedicate a quello che negli anni 60 in Italia, per i sessantottini, era una specie di idolo, e cioè parlo del filosofo Lukács, che viene descritto nei suoi atteggiamenti di borghese che vuole far dimenticare la propria origine borghese, essendo egli figlio di un famoso bancario, e ci sono delle descrizioni molto divertenti e molto comiche. In realtà Kašák aveva, come ho detto all'inizio, una posizione precisa, una visione idealistica del socialismo che si scontra presto con l'apparato burocratico centralistico del partito bolscevico realizzato da Béla Kun in 4 e 48, come racconta, nell'appartamento adiacente al suo, che avendo le pareti sottili permetteva di sentire tutti i dibattiti che avvenivano tra 4 gatti, ovvero tra i dirigenti che fondarono il Partito Comunista Ungherese. Lo scontro più famoso tra Kašák e Béla Kun è quello che è rimasto, come dire, immortalato dalla famosa lettera di Kašák in difesa, lettera Béla Kun in nome dell'arte, nella quale il poeta sostiene che la politica non deve mettere becco nella cultura, nell'arte, nella letteratura. Il partito, anche il partito comunista, non deve intervenire su questioni che riguardano l'arte e la cultura. Naturalmente il suo appello rimarrà inascoltato, lo scontro si protrarrà poi in esilio davanti in un caffè di Vienna, dove Kašák continuerà a dibattere questo tema e a scontrarsi con i bolscevichi ungheresi. Per la verità Kašák si scontrò anche con il nostro Marinetti, che era sulle posizioni contrapposte di radical, come potrei dire, prefascismo, e i due addirittura verranno alle mani, secondo le cronache del tempo. Vi leggo solo un attimino la descrizione che fa di Lukács Kašák. L'ex studente di filosofia di Heidelberg, figlio di un ricco bancario che ora vive al mondo con un senso di colpa, sentendosi responsabile del suo passato borghese, mostrandosi in ogni momento pronto a sacrificarsi sull'altare della lotta. L'altro, József Révai, invece, che poi sarà l'ideologo culturale dell'Ungheria cadariana, pre-cadariana, l'epoca stalinista, lo definisce l'esteta, ex funzionario di banca, lui invece era lui stesso funzionario di banca, poi Béla Balázs, il poeta simbolista, eccetera. In pratica Kašák stigmatizza il comportamento di questi intellettuali, che definisce opportunisti e che definisce appiattiti sulla linea del partito centralista bolscevico che era nato in quel momento. Ma forse la pagina più esilarante, più comica, che vede protagonista Kašák e l'intellettuale, il grande filosofo Lukács, ancora giovane, è quando Lukács invita Kašák ad andare al fronte a combattere con l'armata rossa ungherese, prestando servizio militare in difesa dell'Ungheria rossa. Ed è un episodio molto divertente
testo che è in realtà, come dicevo prima, un romanzo, un diario in forma romanzata, è Ghiemmer e la vita di un uomo, Kashac rifiutò sostenendo che il suo posto e quello degli intellettuali non era di stare al fronte, ma dietro il fronte, a combattere con le armi proprie degli intellettuali la lotta per difendere la causa del socialismo, irridendo apertamente il filosofo, il quale disse testualmente, Lukács, non riesco neppure, scusatemi, Kashac, il poeta, dice di Lukács, non riesco neppure a immaginarla in groppa ad un cavallo o con un'arma in mano, mi scusi, ma se lei comparisse in una trincea, l'effetto che produrrebbe sui soldati sarebbe comico, anziché di incitamento. La discussione fra i due prese poi una piega drammatica con Lukács insolitamente adirato, che sbraitando continuava a ordinare a Kashac di partire per il fronte, finché non impugnò un revolver minacciando il poeta, che calmo gli si rivolse in questo modo: metta giù quell'arma, sono certo che non la userà contro di me, come pure sono certo che presto mi darà ragione. Il nostro dovere è quello di rimanere al nostro posto. Se ce ne andiamo via, non soltanto là fuori, ma anche qui dentro, tutto salterà per aria di un colpo. E il dibattito, che raggiunse toni molto accesi, continuerà poi, come dicevo prima, anche in seguito. Kashac chiude questa descrizione presentandoci un Lukács vestito da dandy, potremmo dire, con gli stivali lucidati, una cintura in una divisa grigio bluastra con la cintura gialla. Quindi questa critica di Lukács, ma anche di alcuni intellettuali ungheresi che in quel momento marxisti si accodarono alla rivoluzione di Béla Kun. Dicevo all'inizio, un altro insospettabile aderente alla rivoluzione bolscevica, entusiasta aderente, fu Sándor Márai, che poi per tutta la vita sarà un anticomunista. Sapete la storia del romanzo Le Braci, no? Della pubblicità che gli fece involontariamente il leader dell'allora PC D'Alema, il quale in un telegiornale nella sera di punta delle ore 8 consigliò ai suoi amici politici di leggere il romanzo di questo scrittore ungherese Márai, come diceva lui, non sapendo che Márai era fortemente anticomunista. Bene, il giovanissimo Márai fu preso da una fede sacra verso il comunismo nel 1919, quando aveva appunto 19 anni. Usava frasi che erano tipiche del bagaglio degli slogan della Ungheria bolscevica dell'epoca: il comunismo è una fede sacra, i compagni proletari sono stati traviati dagli imperialisti, la fiamma della rivoluzione non si può più spegnere e così via. Potremmo parlare di patriottismo rosso da parte di Márai, che però già nella sua attività di giornalista scriveva per giornali che uscirono in quel periodo, tra cui Vörös Lobogo, Bandiera Rossa. Márai, dicevo, già mentre scriveva e viveva questa esperienza dell'Ungheria bolscevica, cominciò a rendersi conto che qualcosa non quadrava, che qualcosa stonava. Più di tutti gli articoli e gli episodi narrati da Márai, la dice lunga l'episodio in cui Márai, inviato nel giornale Vörös Lobogo, si reca dall'attrice Gitta Basa in casa sua per intervistarla, in quanto l'attrice era stata definita controrivoluzionaria dal giornale del Partito Socialdemocratico, che si era nel frattempo unificato col Partito Comunista, il giornale Népszava, che l'aveva additato
comandando dei cocktail voleva informare le potenze dell'intesa. La notizia suonava piccante, scrive l'autore del saggio, che è Bruno Ventagoli, dal punto di vista della vita teatrale e politica, ma Marai, nonostante i tempi, riesce a mantenere il senso critico. Certo è vero che ci sono rottami controrivoluzionari del mondo feudale ungherese, tuttavia è assai improbabile che non sappiano trovare posti più consoni per le loro congiure dell'appartamento in Ketchkenny Wood con il parquet e i tappeti persiani, e quindi intervistando l'attrice va a casa sua per intervistarla una domenica di pomeriggio per verificare di persona la consistenza di queste accuse. Una cameriera lo introduce in una sala da pranzo dai toni rossi, poi in un salone verde tra mobilio di linee morbide. Quella sarebbe la scenografia delle serate controrivoluzionarie, scrive Marai. Lei, la sospettata, è seduta su un divano, infortunata, e dice: io sono un'attrice, non mi è mai interessato la politica, né prima della rivoluzione né tantomeno adesso. Guardi, sono malata, mi fa male un piede, oggi è il primo giorno che riesco a camminare senza bastone. Si può fare la controrivoluzione così? Marai sorride e risponde: sicuramente no. Se le autorità venissero in casa dell'attrice troverebbero documenti compromettenti? Certo, risponde lei, molte lettere d'amore. Ecco, questo sopralluogo giornalistico, spionistico potremmo dire, fatto da Marai, lo illumina su certi luoghi comuni e su certe falsità che venivano propagandate per difendere qualcosa di indifendibile. Il volume naturalmente affronta anche aspetti della Repubblica dei Consigli come dire, più seri di questo episodio, soprattutto sul versante storico, potrei dire. L'ultimo saggio che potrei latamente dire, non tanto di tipo letterario quanto di tipo culturale, è il ricordo che Andrea Cillaghi fa della nascita della scuola di psicoanalisi di Budapest, e in particolare del compagno allievo, potrei dire, Sándor Ferenczi, che fu un seguace di Freud, poi salvo distaccarsene e seguire una linea particolare. La scuola di Budapest, scrive Cillaghi, è stata un'occasione perduta perché ha trovato, come dire, ostacoli sia all'interno dello stesso mondo della psicanalisi, io qui non mi addentro perché non è il mio tema, ma soprattutto perché mezzo secolo di messa al bando della psicoanalisi nei paesi comunisti hanno fatto sì che si perdessero le tracce, e quando dopo l'89 se ne poté di nuovo riparlare nell'Ungheria, comunque fu difficile riallacciare il nodo del discorso interrotto da appunto decenni di silenzi e di critiche feroci, non tanto alla posizione di Ferenczi, alla sua posizione che in qualche maniera si differenzia da quella di Freud, mettendo al centro della figura influenzante la personalità, la madre, quanto dal punto di vista, potrei dire, culturale politico, in quanto anche le teorie di Ferenczi e tutta la sua scuola venne praticamente azzerata, e ancora oggi, scrive Cillaghi, è difficile in Ungheria vivere, riavviare, e io non so perché non frequento i lettini degli psicanalisti e soprattutto di quelli ungheresi, riavviare, diciamo, una tradizione così
così importante come era quella di Ferenczi. Ecco, questo è il settore culturale, letterario del volume, che rispecchia gli atti del convegno alla fine della Grande Ungheria. A questo punto io darei la parola al professor Volpi, che invece ci parlerà degli aspetti storici del convegno